Torna sotto i riflettori il caso Una Bomber. L'ingegnere Elio Zornitta, per anni il sospettato numero uno della scia di attentati che ha terrorizzato il nord-est, nelle scorse ore ha scelto di rinunciare alla prescrizione, una decisione volta ad ottenere una riabilitazione totale nell'inchiesta riaperta nel 2022. Nel corso dell'udienza ho ribadito l'inutilità di ulteriori approfondimenti, anche perché ampiamente esaminati nel vecchio procedimento concluso con la richiesta di archiviazione del 2008-2009. Ho spiegato le ragioni per le quali ritengo che la richiesta della parte opponente sia palesemente infondata e ho naturalmente fatto presente che l'ingegner Zornitta ha dichiarato di non volersi giovare della prescrizione, volendo ottenere a tutti gli effetti un proscioglimento pieno. Nonostante il giudice per le indagini preliminari di Trieste abbia preso in esame l'opposizione all'archiviazione delle vittime, l'ultimo supplemento di indagine sul DNA ha scagionato ancora una volta l'ingegnere. Penso che la richiesta formulata dalla parte opponente sia totalmente infondata e determinata da una non precisa conoscenza di tutti gli elementi probatori che sono stati acquisiti nel corso della lunga istruttoria di una ventina anni fa, perché ripercorrono iniziative giudiziali che sono già state ampiamente sviluppate con esito totalmente tranquillizzante per l'ingegner Zornitta. Dopo una superperizia da 10.000 pagine senza prove, la procura chiede l'archiviazione. Ora la decisione finale spetta al giudice Flavia Mangiante.